nostri fratelli Giangiacomo e Paolo si sono addormentati nella pace di Cristo, uniti nella fede e nella speranza della vita eterna. Vi raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandoli con la nostra fraterna preghiera. Loro che nel battesimo sono diventati figli di Dio, tante volte si sono uniti alla mensa del Signore, possano ora partecipare al convivio dei santi nel cielo, che siano eredi dei beni eterni, commessi da Dio ai suoi servi fedeli, anche per noi, che sentiamo la tristezza di questo istante, supplichiamo il Signore, perché possiamo un giorno insieme con i nostri morti andare incontro a Cristo, quando Egli nella nostra vita apparirà nella gloria. Molti di voi lo conoscono come l'uomo che era al lavoro.
sci e vieni, mi ha portato sulla montagna e mi ha detto adesso scendi. Mi ha portato in acqua e adesso mi ha detto ora campeggia. Mio padre mi ha insegnato la vita, mi ha insegnato ad essere quello che sono oggi. Lui diceva che ero una donna tosta, di coraggio. In realtà mi diceva a volte sei un po' talebana. Vi renderò onore, farò diventare uomini i suoi cuccioli. Tutto quello che lui mi ha regalato questi anni. Davanti a Dio, io ti giuro, sta la mia vita, lo stare per tutta la vita.
quei momenti che ci hanno fatto sentire più vivi, una mamma e fratelli, non mi sentivo io. Allora mi ho un po' di ricordi, tutte le cose che abbiamo combinato insieme, delle risate di gusto, perché ne vivo tra noi. Probabilmente ancora non siamo capaci di diciamo, anzi probabilmente non lo saremo mai. Sono sempre stato brillante, mai da parte, protagonista e vincente. La nostra avventura è iniziata nel 2007, ognuno che abbiamo voluto passare insieme, l'ansia per andare in accademia, il tirocinio, tutti quegli esami, sempre con poco tempo, troppe cose da fare. Quella d'estate che hai evitato dopo di aver preso la barra della lezione. Ricordi, solo tu puoi fare questo. Allora, per tutti ci siamo chiesti ma dove sta il cuore? Poi c'erano tutti quei momenti in cui ti facevano male la testa se devi così tanto, ci mettevi il sorriso. Un momento che non potevo mai rimanere, sempre delle rime, sempre dimostrare quanto valevi. E poi dopo un vincente, ci facevi piangere la risata quando diventavi rosso in ascoltare. Quando lui mi sconfitto raramente. Poi dicevi sempre, a me non dà fastidio niente. Ma la cosa sapevamo che è intollerante a tutto. Non faceva parte di te, di quella persona che abbiamo voluto davvero per me. Ti abbiamo conosciuto aspirante in paziente ufficiale, ti abbiamo stimato da cavaliere, ti abbiamo supportato da tifoso sfigurato, ti abbiamo mandato a poco per dare di salsa. Ti abbiamo avuto l'onore di averti come fratello. È stato vicino, ci è stato vicino a noi più brutti e ci ricordiamo. E però non abbiamo potuto mirarti da fuori. E il migliore di noi, sapevi coinvolgerci tutti con l'entusiasmo. Sul tuo primo passo, non è ancora un allievo, lo offrono sicuramente di una grinta, e hai fatto scrivere oltre le sole. E quando hai messo quell'azzurro, hai sorriso come se sorridere tu. Sapendo di esserci arrivato, che sei andato facendo la cosa che ti sei data tanto, e non conoscevi il rischio, e probabilmente è un po' questo le cose che te la facevano male tanto. Però siamo qui intorno a te per semplicemente rivederci, e dirti che non ti lasciamo scappare via, e che ognuno ti porterà con sé, e che in ogni momento cercheremo di avvicinarci a te, indossando le nostre divise, le nostre tute di volo, la tua tuta di volo. Per stare ancora insieme, per parlare insieme, per ridere insieme, per sentirti parlare della tua Lazio, per vederti avvicinare, per vederti sorridere. Siamo qui ancora una volta a chiamare con te. Paolo non ti lascerò mai per via. Non puoi ritornare. Un Aces!
queste cose e vi dia pace. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Adesso facciamo un'ultima cosa, chiediamo la parola che gli abbracci in paradiso. Niente, a volte vi deve abbracciare, come sicuramente avevo questa bella mano, l'ho visto sorridere, mi ha dato una grande respiro, e anche la mamma Maria, l'ho visto consolato, e ha consolato tutti noi. Anche noi abbiamo bisogno di queste lezioni di fede, così spesso sottovalutate, la fede degli altri, soprattutto in questi momenti pratici. Grazie per questa vostra fede. Allora chiediamo alla bambina che le corregge, soprattutto voi che vedete questa vita. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esseri figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa malavita. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.